Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Perché? Perché alcune mie amicizie, alcuni committenti mi hanno contattato nei vari mesi per chiedere delle idee, degli aiuti, delle protezioni per quello che sta per arrivare, no? Quindi molte persone incominciano a rendersi conto che Marietto ormai le vecchie la storia, che lo dice già da 5-6, anzi per dire la verità almeno da 8 anni, che batte sempre sul pezzo, no? Però chiaramente ci sono persone che per motivo karmico o per altro si sono avvicinate a Marietto negli ultimi tempi e cominciano a accorgersi queste persone che il gioco comincia a diventare duro, no? Quindi se il gioco diventa duro, i duri cominciano a giocare. E Marietto e Hildegarda hanno messo in campo delle, come si suol dire, delle protezioni, degli aiuti, no? Che partono dai riti propiziatori a ciondoli. Adesso abbiamo questo ciondolo da 150 euro che è una bomba, cioè l'abbiamo da parecchio tempo, ma diciamo che ultimamente abbiamo anche fatto un'evoluzione, no? È sempre in ottone, però praticamente ha un anti-nickel, qualcosina in più, non è chissà che cosa, però fa il suo mestiere, no? E ha 8 protezioni, OM, Aleph, contro furti, contro stupri, contro rapine, contro, insomma tante vibrazioni, alla fine sono 8, cerchi di fuoco e quant'altro. In più ha anche collegato un circuito radionico che emette per almeno 6.000 anni, quindi chi compra il ciondolotto dell'albero sefirotico, che è un amuleto talismano, ne vedi di mezzo così, è sicuramente ben protetto. Poi abbiamo i riti propiziatori che ce ne sono diverse qualità di Saturno, poi di Saturno ha delle sfaccettature di Marte e via dicendo, no? E poi c'è anche i riti propiziatori del Marietto. La differenza qual è? Allora, anni fa, questa è una storia di fantasia, non credete a quello che dice Marietto perché poi dopo mi trovo le forze dell'ordine. Comunque, anni fa, cosa è successo? È successo che a qualcuno era stato fatto un rito propiziatorio da piccolino, ed era stato messo un guardiano a fianco di questo qualcuno, no? O qui lo dico o qui lo nego, non è che poi tu che mi stai guardando corri in giro a dirlo in giro, lo dico solo a te. È stato messo un guardiano, uno solo, no? A guardia di questa persona perché si sapeva in quel gruppo mistico che quella persona avrebbe avuto una vita piuttosto importante e decisiva. Questo guardiano lo vedevano solamente i veggenti e quelli che avevano un terzo occhio molto aperto. Fatto sta che il gruppo avversario, no? Il gruppo avversario aveva anche nelle sue file un veggente. E cosa successe? Successe che era uno dei più forti, diciamo, del territorio nazionale italiano in quel periodo lì, almeno per la parte avversaria di quel gruppo, di quel gruppo esoterico. Mettiamola giù così, la spiego in modo molto semplice. E cosa successe? Successe che quando questa veggente, perché era una donna, vide il guardiano eterico che era stato messo a difesa di quel ragazzo, per non doverlo affrontare, praticamente questa veggente se ne andò da questo pianeta, di sua spontanea volontà. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il gioco diventa duro bisogna trovare il rito propiziatorio giusto per avere le giuste protezioni in alcuni momenti. Quando hanno visto che la loro veggente se n'era andata di sua volontà a miglior vita per non affrontare poi, dopo la morte, questo guardiano, no? Tutti quelli dell'altro gruppo se la fecero praticamente sotto. Non bastavano tutti i loro soldi per poter farli stare tranquilli. Questo perché ve lo dico? Perché chiaramente se si imbrocca, se si
usa, se si, come si suol dire, attiva il giusto rito propiziatorio, chiaramente qualcosa fa. E chi ha gli occhi da vedere cosa fa, alcune volte si spaventa per la forza, per l'importanza e diciamo anche per la conoscenza che questo guardiano ha. Quindi è chiaro che in questo periodo sia il legale che il Camerletto Veneziano hanno attivato dei riti propiziatori ad hoc proprio per difendere quelle persone che si sentono un pochettino intimorite da questi periodi che stanno arrivando, no? Costano 150 euro a, come si dice, a volta, nel senso che si può fare più volte in una lunazione e più volte in vari mesi. L'ideale sarebbe farlo almeno una volta per ogni 9 mesi, perché ve l'ha spiegato già Marietto che i riti propiziatori devono essere fatti almeno 9 volte. Alcune persone mi fanno le domande: quanto dura un rito propiziatorio? Teoricamente solo un rito propiziatorio dura tutta la vita, però è chiaro che adagio adagio poi si consuma, perché come ogni cosa si consuma anche l'eterico. Quindi teoricamente bisognerebbe farlo una volta ogni mese per 9 mesi. Il prezzo di un rito propiziatorio è di 150 euro. Però bisogna tenere presente che sono riti propiziatori ad hoc, cioè nel senso sono vestiti su misura. Tutti i riti propiziatori fondamentalmente sono riti su misura delle persone, ma questo qui diciamo che ha una marciatina in più del vostro marito, che ve lo consiglio il vostro marito. Oh, qui lo dico e qui lo nego. Tu che mi stai ascoltando non è che adesso corri, che resti fra me e te. Quindi questa è una cosa che devo dire, perché alcuni committenti, alcuni miei clienti mi hanno chiesto informazioni su questo rito. Poi abbiamo gli ebook, due ebook, no? Uno da 50 euro, Radionica Magia, che è un ebook molto particolare perché va messa la stringa e la rata radionica, chiamatela come volete, del committente dentro ogni ebook, meno nel sole nero, nel circuito del sole nero, per il semplice fatto che non ce n'è di bisogno. Costa 50 euro e praticamente diciamo che è un ebook, perché fondamentalmente è un ebook, ma nella realtà è molto di più. È molto di più perché quando una persona ha dentro questo nome è come se fosse sigillato per 6.000 anni, perché poi la storia è un po' lunga, l'ho già spiegato in vari gruppi di Telegram e ai miei committenti per quale motivo ha questa forza per 6.000 anni. Comunque questo ebook è di 6.000 anni. Poi abbiamo quello da 75 euro, Radionica Abbondanza. Radionica Abbondanza è un ebook invece è più portato all'equilibrio materiale, cioè nel senso che c'è meno abbondanza New Age, ma è un'abbondanza che non è squilibrata, come la ricchezza è uno squilibrio e la povertà è uno squilibrio, e l'abbondanza è quello che effettivamente servirebbe per, come si suol dire, ogni persona che vive su questo pianeta. Chiaramente, no? Questi circuiti richiedono anche un pochettino di attivazione magica da parte di chi lo compra. Costa 75 euro, sono dei circuiti mai visti a livello mondiale, non sono mai esistiti prima, diciamolo così, e quindi chiunque lo compra ha dentro anche lì la sua rata, è una cosa molto particolare. Quindi ci sono queste, come si dice, alternative per questi periodi che stanno arrivando, no? Stanno arrivando dei periodi molto duri. Poi abbiamo anche una novità a livello mondiale, abbiamo il nuovo libro cartaceo di Hildegarda, in cui ho anche collaborato modestamente, mi ha detto Veneziano, ed è una prima mondiale, sicuramente sarà un best buy, per il semplice fatto che ormai Hildegarda è una garanzia, una sicurezza, anche a livello italiano, a livello nazionale è conosciutissima. Quindi abbiamo questo pacchetto di servizi che lo trovate tutti, più chiaramente le pulizie, che ormai è un must, cioè praticamente tutte le persone dal mio punto di vista almeno dovrebbero togliersi da quelle croste, da quelle vibrazioni che per tanti anni magari sono state appiccicate alle persone e non si sono mai rese conto, no? Comunque, per ritornare al rito propiziatorio con i guardiani, mi viene sempre in mente quella storia di quella signora che era veramente una grandissima veggente, solamente che era brava sì, ma non aveva mai cominciato a conoscere uno che viveva sia nella mano destra sia nella mano sinistra,
e sia nella praticamente via centrale, no? Quindi era una tipa che molto probabilmente aveva dei grandissimi doni, molto probabilmente aveva già visto che avrebbe incontrato quel signore con questo rito propiziatorio attaccato alla spalla, cioè ce l'aveva dietro il guardiano, e quando ha visto questo guardiano ha fatto una marcia indietro e ha deciso di non stare più su questo pianeta, perché incontrare quel tipo col guardiano dietro faceva bua, no? Faceva bua qui, faceva bua di là, e allora ha deciso di andarsene a questo pianeta. Quindi i riti propiziatori hanno anche, alcuni riti hanno anche queste caratteristiche. Quindi questi sono i prodotti per i tempi duri, perché quando la situazione diventa dura, i duri cominciano a giocare. Questi sono i servizi che il Degare Maretto Veneziano propongono, chiaramente poi si verifica tutto tramite consulenza. La consulenza costa 20 euro, 45 minuti, e è pagabile tramite PayPal o gli altri servizi online. Io penso di aver detto tutto, vi ringrazio di avermi seguito, vi dico che lunedì sera ci sarà il Legarda con le Sibille Interattive alle 21:30, e se non sapete cosa fare ricordatevi che nelle migliori librerie e anche online, tipo il Giardino dei Libri, c'è il nuovo libro cartaceo di Hildegarda, con chiaramente i famosissimi circuiti del Marietto veneziano. Penso di aver detto tutto, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Hildegarda e anche al canale del Marietto veneziano. Se non avete possibilità finanziarie e siete un pochettino alle strette, nel sito ilcapitano.aldervista.org ci sono qualcosa come 20 ebook con tantissimi circuiti, e qui il Marietto ha già dato praticamente più di 2 milioni di circuiti e quadranti radiostesici a tutti quelli che l'hanno potuto scaricare, e quindi è gratis in questo caso qua. E invece per chi ha la stalla piena e vuole proteggersi, ciondoletto o amuleto, chiamato come dell'albero sefirotico, che ho già spiegato in altre pillole, un rito propiziatorio e le pulizie, e una persona con queste attrezzature spirituali eteriche, chiamatele come volete, che non ha niente a che vedere con la New Age, presumo che sia a posto per molto tempo. Perché racconto sempre la storia della stalla piena e vuota, no? Perché è una cosa un po' che mi è rimasta nel cuore, perché da piccolino stavo giocando in un campetto a calcio, vicino c'era una stalla. A un certo punto è arrivato un contadino a chiederci dove era una vacca, no? Io non avevo mai sentito una cosa del genere, no? Ero piccolino, avrò avuto, non so io, 12-13 anni, sapete come sono i bambini burloni, no? Io la prima volta che mi ha detto, ma sentite, avete visto passare di qua una vacca? Io l'ho guardato, non sapevo che a 200-300 metri in linea d'aria c'era una stalla nei boschi, pensavo che ci prendesse in giro, no? Invece questo qui era proprio un contadino che aveva perso la vacca. E chiaramente noi da bambini, stupidotti, abbiamo detto che era andato esattamente l'opposto da dove sarebbe potuto andare. In realtà non era andata a quella posto lì. Quindi la metafora che la stalla si cura quando è piena, quel contadino, se avesse curato meglio le sue vacche, non sarebbe corso a chiederlo a dei bambini che poi scherzosamente gli hanno detto una cosa per un'altra. Ed è una metafora che mi piace tantissimo, perché in realtà le vacche bisogna sempre curarle quando sono dentro le stalle, no? E quindi chi segue il Marietto, se ha la possibilità, eh, stanno arrivando dei periodi molto particolari. Chi sicuramente lavora in banca ha già sentito così sta muovendo con le patrimoniali, con nuove mosse che abbiamo dietro le quinte. Sanno che stanno cercando la prima è quella di pescare dove c'è il morbido, e poi dopo chiaramente, qui lo dico ma qui lo nego, cominceranno a cercare di prendere anche dove è più facile per loro, e quindi gli stipendi dei pubblici. Quindi molto probabilmente nei futuri mesi ci troveremo in una situazione in cui ci saranno padri di famiglia che aspetteranno la busta paga, anche se hanno lavorato, e sto parlando dei pubblici o statali, chiamateli come volete. Poi vi voglio dire un'altra cosa,
purtroppo serpeggiano sempre i soliti manga, no? I soliti personaggi controcorrente, contro il governo, contro i medici. Allora noi dobbiamo tenere presente che stanno arrivando tempi molto duri e dobbiamo sostenere le nostre forze dell'ordine, i nostri medici, gli ospedali, tutti quelli che lavorano in quei campi lì, perché nolenti o dolenti stanno facendo un grandissimo lavoro al servizio di tutti. Il vostro Marietto è una pioda, sapete che è pignola, roba del genere, però devo dare atto che le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza stanno facendo veramente... mm, c'è una domanda di una persona. Adesso non riesco a raggiungere. Aspetta un po' che vediamo, vedere. Allora, buongiorno Marietto, mi ripete per favore il nome del libro cartaceo? Dovrebbe essere Radionica Magica o qualcosa del genere, ma basta che va nel sito del il Giardino dei Libri, digita Hildegarda, escono tutti i libri ebook online e anche il libro cartaceo di Hildegarda. Comunque, per ripetere il discorso, questo periodo, se avete la possibilità di stampare l'ebook dell'avvocato Ceratini, che parla espressamente, cioè più che parla, ci sono dei circuiti radionici di difesa del suolo italiano e anche dei circuiti in cui dovreste mettere dei nomi di gente che lavora per lo Stato, che possono essere infermieri, dottori, eh, qualsiasi persona dell'apparato militare che conoscete per proteggerli, perché queste persone sono al fronte. Io l'altro giorno stavo tornando in moto, mi sono fatto 100 km in autostrada, avrò incontrato a dir tanto 20 auto, mi si gelava il sangue, non tanto per il fatto di aver freddo, ma per il fatto che una cosa così era sabato praticamente sera alle 21 circa, mi sono fatto più o meno 100 km, c'è stato un tratto di autostrada che avrò incontrato per 30-40 km 5 macchine. Mm. Quindi capite che siamo praticamente in un periodo in cui tutti dovevano far quadrato intorno alle nostre forze dell'ordine, che siano carabinieri, guardia di finanza, polizia, qualsiasi e anche ai medici, agli infermieri, cioè al di là delle, come si dice, di pensieri new age, di rivoluzione destra e sinistra, l'Italia sta passando uno dei periodi economici più difficili da dopo il dopoguerra. Quindi bisogna attivare tutti i circuiti, tutte le forze che si possono attivare, no? Perché quello che oggi è sicuro, con i tempi che corrono, dopo che uno vede quello che ho visto io in moto, c'è praticamente il nulla, no? Al sabato nella circolazione di Milano praticamente non c'era una macchina, no? Mi si è gelato il sangue perché è la classica tempesta perfetta, no? Prima la tempesta è tutta tranquillità e poi arriva giù il boato. Quindi chi può stampi questi circuiti nel sito capitano.intervista l'ebook l'avvocato Ceratini, che serve sia per l'Italia che per le persone che lavorano per lo Stato, soprattutto forze dell'ordine, medici, dottori e quant'altro, e infermieri e tutto l'apparato medico. Bene, io penso di aver finito. Vi ripeto il libro cartaceo di Hildegarda, che è una prima mondiale, sicuramente diventerà un best buy, e chiaramente poi i nostri due book che si trovano nel sito capitano.intervista.org nella sezione e-shop. Uno costa 50 euro, l'altro 75, però chiaramente la partenza è sempre una bella lavaggio e pulizia radionica, poi dopo uno sceglie chiaramente secondo le proprie possibilità. Vi ricordo che comunque, e lo ripeto, 21:30 il Hildegarda a lunedì sera per le Sibille Interattive. Grazie cari amici, ciao e alla prossima.